Vediamo la posizione dei sindacati nel servizio di Gianpiero Scarpati. Siamo soddisfatti dell'impostazione dell'incontro. Il Presidente Draghi ha introdotto, assumendo consapevolezza della gravità del momento, della situazione. CGIL, CISL e UIL apprezzano il confronto con il governo, ma avvertono: ora il patto sociale chiesto da Draghi va riempito di contenuti. I 5 miliardi per i nuovi aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia non bastano. Abbiamo fatto proposte su mutui, affitti e bollette, dice il leader della CGIL Landini, che chiede un contributo da parte di chi ha redditi e patrimoni maggiori. Un prelievo come elemento anche di solidarietà proprio per tutelare quelli che oggi stanno peggio. Oggi c'è un'emergenza, che è quella dei salari, del lavoro precario, delle bollette che non si riescono a pagare. A questi temi oggi non c'è stata risposta. Un nuovo incontro tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali è in programma dopo Pasqua. In diretta con noi, lo vedete, c'è Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Il DEF, il documento di economia e finanza, misura gli effetti della guerra sulla nostra economia.